Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo. Ci siamo già occupati di questo più volte, devo dire, perché è un argomento che i nostri ascoltatori ci segnalano che è di interesse, di grande interesse. Ci occuperemo dell'azienda dimostrativa, dell'azienda pilota dimostrativa Sasserami di Ceregnano, dove Veneto Agricoltura svolge una serie di attività davvero molto interessanti sotto il profilo della ricerca e in particolare della conservazione delle razze, in questo caso avicole, ma poi abbiamo anche quelle frutticole. Quest'oggi ci occuperemo delle razze avicole e con chi se non con Maristella Baruchello, di cui più volte è stato con noi proprio a raccontarci cosa succede in quell'azienda a Ceregnano in provincia di Rovigo. Maristella, grazie per essere qui con noi oggi. Cosa succede? In particolare cosa succede in questo periodo? Perché sappiamo che in autunno iniziano le selezioni delle razze avicole. Perché e cosa succede esattamente? Buongiorno a tutti. Sì, è un periodo molto speciale l'autunno in allevamento, perché è arrivato il momento di selezionare gli animali. Uno potrebbe dire cosa vuol dire? Cioè, gli animali vengono scelti. Allora, in primavera abbiamo detto che abbiamo avuto gli accoppiamenti e quindi le nascite di tutti questi animali. Durante l'estate sono cresciuti e adesso è ora di sceglierli. Vuol dire che ogni razza che noi conserviamo ha uno standard di razza, ha uno standard che dobbiamo attenerci. Quindi, ad esempio, in questo bel libro che eventualmente vi faccio vedere, troviamo tutte le caratteristiche dell'animale. Adesso ve lo faccio vedere, le caratteristiche dell'animale scritte e poi anche tutte le fotografie. E quindi nello specifico in queste fotografie che ci hai appena mostrato cosa è riportato? Ma ad esempio viene riportato la cresta, come deve essere. Può essere dritta, come ad esempio nell'ermellinata, ma ad esempio non esistere, come ad esempio nella polverara, nella padovana che invece c'hanno un ciuffo. Oppure, ad esempio, il colore dei tarsi delle zampe. Ad esempio, che nella maculata sono gialli, ma devono essere verde salice, ad esempio nella polverara. Tu sei già entrata a parlare di polverara, maculata, eccetera, ma esattamente di cosa stiamo parlando? Cioè di quale razze stiamo parlando? A Ceregnano c'è un centro di conservazione dove abbiamo 5 specie e 15 razze. Ve le dico velocemente così le ricordiamo. Ad esempio, che ne so, abbiamo il tacchino ermellinato di Rovigo, ma c'è anche il tacchino comune bronzato, c'è l'oca padovana, c'è la faraona camusciata, ma c'è anche l'anatra mignon oppure l'anatra germanata. E poi abbiamo tutte le razze di pollo, ad esempio la robusta maculata, l'ermellinata di Rovigo, i pepoi, la polverara bianca e nera, la padovana di 3 colori, camusciata, dorata e argentata. E sembra che le ho dette tutte. Bene, fatto questo elenco, quindi a Ceregnano si lavora su questo materiale, su questi animali. Con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di ricostituire il gruppo di riproduttori per il prossimo anno. Quindi noi sceglieremo i migliori in base allo standard di razza e andremo a formare un gruppo di 40 femmine e 20 maschi per l'annata 2021. Tutto questo, ricordiamo, con l'obiettivo ultimo che è proprio quello della conservazione delle razze autoctone venete e in particolare per la salvaguardia della biodiversità. Sì, io ho detto che li scegliamo in base a uno standard di razza. E un'altra caratteristica importante è la provenienza della famiglia, perché ricordiamo che questi animali sono tutti consanguinei e durante la primavera abbiamo fatto accoppiamenti programmati, quindi ne vengono scelti un po' per ogni accoppiamento che abbiamo fatto. Ringraziamo Maristella Baruchello che ci ha aggiornato su cosa accadrà a Ceregnano presso la nostra azienda dimostrativa, pilota dimostrativa di Ceregnano, Sasserami. Seguiteci perché noi questi animali
attraverso dei piccoli video, attraverso nuove e brevi informazioni, li vedremo crescere e quindi sapremo come poi diventeranno da adulti questi esemplari di animali che sono autoctoni veneti. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione.